Amici bellini, buon anno, buon 2024, il 2024 col botto, avete fatto buone feste, benissimo, parliamo di calcio, subito a bomba per il nuovo anno perché gli auguri del Napoli destano sospetto, perplessità, sorpresa, emozione, curiosità, cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Salvatore Rocca e a tutti quelli che si sono iscritti nel finale, do un ringraziamento generale a tutti quelli che si sono iscritti nel 2023. Questo è il 2024 dove dovete premere sull'acceleratore e dobbiamo arrivare a 25.000 iscritti. Non so come ci possiamo mettere, ma con i like, ecco, voi che siete già iscritti, con i like aiutate, perché gli spettatori unici, li vedete, sono 150.000, quindi potenzialmente ci sono 150.000 iscritti. Piano piano, facciamo quelli là di ritorno, che comunque sono 70.000, perché può essere che 70.000 sono capitati sul canale, ma non ci sono piaciuto e quindi non tornano più. 25.000 sto bene banco. Allora signori, il recap della Serie A lo dobbiamo fare perché è una sorta di recap di quello che è successo e ci predispone in realtà per il 2024, ma veramente lo facciamo veloce perché lo so che vi interessa questa cosa qua, è questo quello che ha dato poi il friccicore al nuovo anno e giustamente emoziona, e quindi è Samardžić, però la analizzeremo bene questa cosa perché qualcuno dice quando mai il Napoli non era nemmeno capace, invece secondo me è molto clever come gioco di prestigio, come gioco grafico per dare fantasia ai tifosi. Velocissimo, un dato che mi fa piacere sottolineare, perché non analizziamo partita per partita questa volta perché veramente non c'è tempo di farlo. Volevo farvi arrivare questo video il più presto possibile per cominciare bene l'anno. Nella giornata, nella diciottesima giornata, che vede il Napoli ovviamente pareggiare con il Monza, attenzione perché il Max XG secondo Understat è proprio del Napoli con 2,37. In realtà è l'unica squadra che supera il 2 di XG in questa giornata, mentre il minimo XG lo registra l'Empoli, la famosa cura Andreazzoli, con 0,22. Quindi i presupposti, come abbiamo visto nell'analisi poi del post partita, così i presupposti si sono creati. Qualcuno può dire sono vampate, no? Sono le folate dei grandi calciatori che ce l'hanno dentro al di là della cosa. Qualcuno può anche dire che Mazzarri i presupposti li sta creando, bisogna far gol, e sicuramente uno che può far gol, che ha il gol nelle corde, è Samardžić, ma ci arriveremo. L'upset di giornata, oltre insomma al pareggio con il Monza, che però visto il periodo te lo puoi anche aspettare, la Fiorentina vince col Torino e questa è l'unica partita che vorrei analizzare perché noi col Torino ci dobbiamo confrontare. Il Genoa blocca l'Inter, poi ci sono anche molte polemiche arbitrali e ovviamente i social sono impazziti, c'è quel fallo di Bissek, però polemiche che poi riguarderanno anche la partita della Juventus con quel famoso, oramai diventato famosissimo, fuorigioco non fuorigioco di Rabiot, la gamba l'hanno spostata nel pupazzetto, insomma polemiche a non finire. La Lazio vince col Frosinone e si riavvicina pericolosamente, l'Atalanta batte il Lecce, l'Udinese batte male, il Bologna cade male con l'Udinese. Vi dico la verità, gli amici bellini lo sanno, quelli là abbonati a cui io dico le cose prima ancora, era da prevedere, era da mettere in preventivo. Non è che mo il Bologna improvvisamente fa da 0 a 100 come la Tesla, no, capiteranno dei momenti in cui la prendi la mazzata e non c'è problema perché hanno questo grande bottino che spesso c'è una squadra di Serie A che fa l'esploit e poi non dico si rilassa nel girone di ritorno, però qualcosina la lascia per strada perché serve l'abitudine a stare a certe altezze. Agli Empoli 0-0, Verona Salernitana 0-1, importante per la Salernitana. Il Milan di cortomuso batte il Sassuolo e anche la Juve. Siamo arrivati a 76 vittorie per 1-0 in carriera, il record assoluto. Questo era un dato
che stavamo aspettando, troppi, erano troppi, doveva essere un record per Allegri. 76 vittorie per 1-0 non è più una roba casuale, è ovviamente una scelta proprio di affrontare le partite, di aspettare, tanto prima o poi il gol è capace che lo fanno con una folata di qualche campione, con qualche specialista, con i calci piazzati, poi si mettono lì e sono solidi e impenetrabili, e quindi così stanno andando avanti e così sono secondi in classifica, quindi tallonando l'Inter a 43 punti. Il Milan, vincendo, cerca di stare attaccato, ma più che altro cerca di tenere dietro la Fiorentina, perché c'è un bel gap tra la seconda e la terza. La Fiorentina sta lì e piano piano, zitta scavalca quindi il Bologna in quarta posizione. Quindi queste sono le due squadre a sorpresa nei 4 della Champions. Ovviamente tu ti aspetti più un Atalanta, una Roma, un Napoli o una Lazio, visto che il Napoli te lo aspetti là, ma queste 4 che sono qua dietro e sono da Atalanta a Lazio in 2 punti, quindi per questo il grande rischio per la Champions è che ci sono troppe squadre al di là dei punti, perché se tu fai una proiezione, metti che la Fiorentina vince la prossima, il Sassuolo è più che possibile che vincano la prossima, 36 punti. Se raddoppi, cioè se fai lo stesso score del girone d'andata, 36 più 36, 72, è plausibile pensare che per entrare in Champions devi avere tra i 71 e i 73 punti. Quello è più o meno un numero plausibile. Per fare questi punti il Napoli deve fare molto meglio di quanto ha fatto nel girone d'andata. Il problema è che ci sono molte squadre, quindi Fiorentina, Bologna facciamo che crollano, però c'è l'Atalanta lì, la Roma lì, la Lazio anche praticamente a un punto, e il Torino che adesso dobbiamo affrontare, che dobbiamo pensare che il Napoli vinca con il Torino, altrimenti ci preoccupiamo più della retrocessione. Siamo chiarissimi, ci preoccupiamo più della retrocessione se perdiamo voglio dire subito, poi dopo si ragiona, Mazzarri non Mazzarri, ma si deve ragionare seriamente. Quindi questa la situazione in Serie A. Poi guarderemo anche la questione della Coppa d'Africa, visto che con il Torino potremmo già aver perso Anghissà, oltre che a Osimhen, e c'è pure la storia dei diffidati che sono aumentati. C'erano Mario Rui e Cagliuste già diffidati, ci dobbiamo aggiungere Di Lorenzo e Kvara, oltre ad Osimhen che è andato per somma riammonizione anche lui a 4 e quindi sarà diffidato quando tornerà. Ma questo è un discorso molto importante. Lazar Samardzic o Samardzic, che dovrebbe essere Gic, vabbè, ma poi questa è poca roba. È così che il Napoli decide di fare gli auguri per il 2024. Ovviamente c'è nascosto dal braccio, c'è un bambino che probabilmente indossa la 20, quindi 20-24, e la riflessione è automatica, perché io la prima cosa che faccio è questa, e ci sta bene, anche se il 24 è ovviamente occupato da Cagliuste, quindi sarà un bel sondaggio. Sotto nei commenti vi potete divertire a indovinare quale potrebbe essere il numero, se arriverà, perché è addirittura d'arrivo, però c'è sempre il papà, le commissioni eccetera eccetera. Adesso vi dirò tutto su quello che penso su Summer, quindi che numero potrà avere. Ma immediatamente a me viene in mente il 20 Zielinski, e quindi ce lo aggiungo in copertina. Perché Samardzic secondo me non è un giocatore che va a sostituire Elmas come caratteristiche, e come quell'idea esce uno entra un altro, perché secondo me rischiamo di fare lo stesso errore che abbiamo fatto con Lozano Lindstrom, 2 giocatori molto diversi. Samardzic, pur non essendo uguale, perché non esistono giocatori uguali, per quello che dà in mezzo al campo, secondo me è più vicino ad essere il futuro Zielinski che non la sostituzione di Elmas al momento, perché è un giocatore dotato di un grande sinistro, attenzione, specialista dei calci di punizione, perché può tirare anche col destro e abbiamo visto far gol anche col destro. Conduzione di palla, la conduzione di palla è la sua specialità, quindi una discreta velocità, non è basso, quindi va bene, molto giovane, attenzione, ma per me, per caratteristiche che ha, che non sono caratteristiche anche difensive, perché è lì il suo punto debole, la rincorsa dell'avversario, l'interdizione, i tackles non sono roba sua, come un po' non è roba sua per Zielinski.
Quindi se immaginiamo che Zielinski viene lasciato andare e non ci sono rinnovi e magari va a scadenza a zero e se ne va all'Inter, alla Juve, in Premier, dove vuole andare, questo di Samardžić è un colpo secondo me in prospettiva molto molto ben piazzato per quanto riguarda la sostituzione di Zielinski. Si pensava a Veiga e aveva senso come caratteristiche, non è Lindstrom probabilmente, anche se lo puoi adattare in quella zona, ma non lo è. Samardžić secondo me è proprio perfetto e l'abbiamo visto molto spesso. Come se andiamo a vedere, eccolo qui, lo vedete, le sue caratteristiche in attacco, cioè c'ha potenzialità in attacco, c'ha creatività, quindi la possibilità dell'ultimo passaggio, c'ha molta tecnica, perché si vede, quei 2 gol che ha fatto contro di noi, precisione nel tiro, dribbling, ce l'ha, secco, e la conduzione della palla, che è quello fondamentale. Punti deboli, difesa e tackles, cioè i contrasti. Se vai a vedere l'Hitmap, gioca un pochino dappertutto nel centrocampo dell'Udinese, un po' più spesso da mezzala destra, il che può essere interessante. Se tu metti mezzala destra Samardžić, se si trova meglio perché magari in quella zona rientra con il sinistro e può andare al tiro, un po' alla Fabian Ruiz dei primi tempi, e vedete i calci di punizione, quindi e anche i calci d'angolo che possono essere affidati a lui molto molto bene. Visto che Mazzarri sta sfruttando molto la mezzala destra per tutta una serie di discorsi di equilibrio, la mezzala destra che va più avanti rispetto alla mezzala sinistra, si può ipotizzare che se vuoi sedere un pochino in panchina anche Zielinski, puoi metterci Cajuste al posto di Zielinski a sinistra e Samardžić a destra, quindi creando una catena di destra con Di Lorenzo, Politano e Samardžić che possono scambiare e possono creare molte più difficoltà rispetto a un Anguissa che in fase offensiva non garantisce quindi piace come idea, e piace soprattutto, la cosa che mi piace di più dell'acquisto di Samardžić è che lanci un segnale, visto che Samardžić aveva fatto le visite mediche con l'Inter, poi non si sono messi d'accordo per tutta una questione di commissioni, di agenti della famiglia che pensavano di chiudere da solo l'altro agente, eccetera eccetera, non se ne è fatto niente. Poi era in orbite Juventus, non se ne è fatto niente nemmeno con la Juventus. Se tu riesci ad anticipare queste due superpotenze e portartelo a casa alle tue condizioni, secondo me è un bellissimo segnale. Significa, allora lo vuoi fare, ti vuoi mettere anche in mezzo ad obiettivi che sono di quelle famose squadre che poi vengono preferite da alcuni giocatori. Quindi sotto questo punto di vista mi piace tanto. Sotto un altro punto di vista io dico attenzione, al momento Samardžić, essendo molto giovane, non è quel giocatore di personalità e di esperienza che entra nel centrocampo e dice che si fa? Forza, stai dormendo Zielinski, sveglia Anguissa. Non è quel tipo di giocatore. Quindi dobbiamo vedere poi Mazzarri come si comporta nei confronti di nuove pedine che non erano nel Napoli di Spalletti. Lui ha studiato il Napoli di Spalletti. Devi fare il Napoli di Mazzarri, fai il Napoli di Mazzarri e vediamo come, perché De Laurentiis lo ha assicurato che faremo molto mercato, come si inseriscono queste nuove pedine e se con coraggio le mettiamo dentro subito. Altrimenti hai preso il vice Zielinski, perché tutti e due insieme, Zielinski e Samardžić, il Napoli non li regge, il centrocampo non lo regge, capiamoci bene. Anguissa va in Coppa d'Africa, Zielinski e Samardžić insieme è molto molto rischioso, perché poi marco io. Chi marco io. Rischi di fare un'altra volta i buchi a centrocampo e non mi sembra il caso. Quindi devi giocartela con Cajuste, con Lobotka e poi uno dei due. Va benissimo. Questi sono i numeri per questo. Lui non può usare il 24, che è stato il numero che ha sempre utilizzato l'Udinese, perché Cajuste si è preso il 24 di Insigne. Però all'Ipsia lui aveva il 20, ce l'ha Zielinski e quindi non se lo può prendere. Poi nell'Hertha Berlino ha utilizzato il 40, il 10, il 14 di me non si usa, ce l'ha Contini, il 30 anche, mentre nella sua nazionale, la nazionale serba, utilizza un po' tutti i numeri. L'ultimo che ha utilizzato è il 19, che nel Napoli è libero, e io immagino che se dovesse venire Samardžić potrebbe prendersi il numero 19, che mi ricorda Pandev, un giocatore che io adoravo, troppo forte. Di conseguenza, questa è la situazione attuale del Napoli, quindi perché nel titolo io vi dico cosa altro serve? Diamo per scontato che se il Napoli fa quella grafica e non prendi Samardžić, io lo so che è un'operazione difficile, perché si sta dicendo le parti sono vicine, però bisogna... Se non prendi Samardžić fai la fine del treno per Yuma,
cioè tutta una serie di indizi anche social di mercato che ti portavano James Rodriguez e non lo fai. Se non lo fai, una brutta figura proprio importante, Quindi diamo per scontato che se fai quella grafica non è a caso, altrimenti se vuoi fare il 2024 ci metti Zielinski e Cajuste che sono belli riconoscibili e fai buon 2024, e invece no, hai messo un bambino che magari rappresenta quello che lasci alle spalle e tiene pure le orecchie un pochino così, sembra è proprio il misto tra il vecchio Fabian Ruiz e il nuovo Samardžić. L'avete fatto di proposito, quindi voglio immaginare che sia chiuso già e che le tipografie sono chiuse, altrimenti già avevate firmato e tutto e fatto. Però non basta, perché non va a sostituire Elmas Samardžić, bisogna cioè può andare a sostituire numericamente Elmas, e quindi facciamo così, visto che ancora non è pronto, ci mettiamo Idasiak, cioè aggiungiamo Idasiak qua. No, fa conto che Idasiak è Samardžić, però Olivera ancora infortunato, Nathan ancora infortunato, abbiamo questi tre per la difesa, Zanoli, Di Lorenzo, poi ci sarà la questione Mazzocchi e lo capiremo. Che cosa fai? Devi recuperare Dem. Se non ti vendi Dem deve rientrare assolutamente, come dice Lobotka, nelle turnazioni e deve cominciare a giocare, perché Anghissà va in Coppa d'Africa e quindi qua ci devi mettere Cajuste. Zielinski è titolare inamovibile, che però anche lui se sta dimostrando la testa altrove oppure una flessione fisica naturale, devi avere qualcuno che deve essere pronto. Quindi Gaetano è sostituto naturale di Zielinski in questo momento, Samardžić sostituto naturale di Cajuste per tutto il mese, diventa difficile. Dopodiché, come vedete, il solito affollamento per la punta centrale, ma Osimhen non ce l'hai, quindi c'hai sempre Simeone e Raspadori qua. Politano, Zerbin e Lindstrom io l'ho messo qua a Kvara. Ovviamente Zerbin può andare qua, Lindstrom può andare al posto di Politano, non ha importanza perché tanto come Al, anzi secondo me a Lindstrom lo metti più a suo agio sulla sinistra in modo tale che può rientrare. È proprio sulla destra che non mi convince Lindstrom, quindi mi convincono più così le accoppiate. Signori, tutti parlano, dobbiamo comprare un difensore, dobbiamo sistemare il vice Di Lorenzo, anche se non cambia niente perché Di Lorenzo gioca sempre e Mazzocchi meglio di Faraoni, sia chiaro, Mazzocchi molto meglio di Faraoni, Mazzocchi la voglia di fare, lo puoi mettere anche a sinistra, Faraoni alla fine basta con i giocatori di Giuffre, quindi Zanoli, Faraoni, Zanoli, Mazzocchi cambia poco. Voi volete il difensore centrale, va bene, però io quello che voglio è un vice Politano. Io voglio che si aumenti la competitività in attacco, visto che aspettiamo Lindstrom. Kvara ogni tanto anche lui si deve sedere. Zerbin ce l'ha messa tutta, però se tu hai bisogno di giocatori, se nemmeno i nostri, quelli là forti, cioè Kvara, Raspadori, quelli là di cui ti fidi, non fanno gol, ti vuoi affidare a quelli là che di solito non ne fanno? No, quindi è un esterno d'attacco che il Napoli dovrebbe portarmi a gennaio, ma proprio subito. E di nomi, sotto questo punto di vista, non se ne sta parlando. Si fanno nomi di grandi centrocampisti, di centrocampisti anche inarrivabili. Va bene, staremo a vedere. Però non sento parlare di nomi in attacco. Quindi cos'altro, quando vi chiedo cosa altro manca, io dico manca un uomo che può giocare al posto di Politano o al posto di Kvara, se Lindstrom non si è ancora deciso a fare il salto di qualità mentale. E Zerbin sì, lo puoi utilizzare, però servirebbe qualcosa di più per rifornire Raspadori o Simeone, e dico o Simeone perché io non voglio pensare che il Napoli si vada a privare di Simeone anche in questa finestra di mercato, altrimenti il mercato lo stai facendo più per sfoltire che per rimpolpare con nuove forze. Io mi rendo conto che devi ragionare sul futuro, non puoi ragionare solamente su questa stagione, però non vorrei che il Napoli stia facendo un discorso forse ci basta anche il quinto posto per andare in Champions. Devi fare discorsi di pessimismo, non andare con l'idea beh tanto magari no se vuoi quei soldi della Champions, se vuoi rimanere con il fatturato, tu fai fatturato solamente con le qualificazioni europee e lo sappiamo benissimo. Se vuoi mantenere in piedi la baracca ci devi arrivare, cioè, altrimenti si ridimensiona tutto. E chiediamo anche un aiuto economico a Dem, cioè vuoi rimanere qua, ok, invece di prenderti quei 2,5 milioni 3 milioni, perché non dai tu un po' di soldi a Kvara, che capito? Diventa così. Di conseguenza nel finalissimo un applauso al Napoli se riesce a piazzare Samardžić, perché non è facile, perché è un prospetto del futuro, è sicuramente un talento.
21 anni, però poi lo devi utilizzare bene, non lo devi mettere in condizione di fare brutte figure, quindi se lo metti in un centrocampo tutto leggero e tutto allegro, va a finire che facciamo la fine di poco prima. Facciamo la fine di poco prima, e non va nemmeno utilizzato alla Elmas un po' dovunque. Gli dai un ruolo, lo metti a suo agio e lo fai esprimere, perché ha qualità, ha fantasia, ha tiro e ha anche una discreta fisicità. Bene, molto bene, se riesci a togliere un obiettivo a Inter e a Juventus. Contemporaneamente non deve essere l'unica operazione, perché abbiamo visto quali sono le difficoltà attuali. Spingere su Mazzocchi, sono d'accordo, è un'idea che può funzionare, tanto non dovrà giocare tanto, è un'emergenza che può essere anche dirottato sulla fascia sinistra, quindi non male. Però mi devi risolvere la questione Demme, perché altrimenti Caius non può fare il vice sia di Lobotka che di Anghissà. Oppure state ragionando su un cambio di modulo che Mazzarri ancora non ci ha voluto dire, e state ragionando già per l'anno prossimo, il che non sarebbe male, se però prima dell'allenatore hai preso un direttore sportivo, altrimenti siamo alle solite. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi, e ci avviciniamo velocemente alla partita col Torino. C'è tempo però, c'è tempo, perché la settimana tipo che piace tanto a Mazzarri, e quindi avremo tempo per analizzare il Torino, squadra tosta, attenzione come al solito.